ragazzi, ma in realtà ci sono quasi riuscito, nel senso che anche se in parcheggio e le ho fatto mettere solamente la prima, la seconda e la retro, ma buono, non ha mai fatto morire la macchina. Poi bisogna vedere col traffico, perché poi lì sale un po' la tensione, la paura di fare incidenti, o comunque a Napoli non è che guidano in maniera pacata e tranquilla tutti quanti, quindi mi rendo conto che per una ragazza che non ha mai guidato è un po' più impegnativa la cosa, però qui lo dico, qui lo nego, in un mese se ci mettiamo la faccio guidare, le faccio pure prendere la macchina, così mi scarrozza lei finalmente.